a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nelle piccole Dolomiti, siamo al rifugio Bertagnoli. Come avete visto sull'immagine di poco fa, qui c'è una cartellonistica ampissima, possiamo andare ovunque. Quindi oggi parto senza una vera meta, solo per godermi questo paesaggio innevato, solo per godermi le nostre zone, la provincia di Vicenza bellissima, e oggi sono in compagnia del mitico dottor De Pretto. Ogni tanto ritorna anche lui, dia il suo Andiamo saluto, sulla parte alta della catena del Tre Croci, vediamo. obiettivo Montefalcone, Bocchetta Gabellere, Magari anche no, magari ci stanchiamo prima, torniamo indietro e mangiamo al obiettivo Bertagnoli. sicuro pranzo al Bertagnoli Esatto, con un bel po' di giri di grappe. esatto. Quindi non c'è alternativa, vamos, let's go. Bocchetta Gabellele a 1500 metri. Guardate che paesaggio surreale, suggestivo. Questo tratto si sta presentando avventuroso, delicato da affrontare, ma ragazzi c'è un silenzio incredibile. Eccoci arrivati alla Malga Campodavanti e come avete potuto vedere il paesaggio strabiliante, molto particolare, molto suggestivo e sicuramente un'escursione che in inverno vale la pena fare. Adesso si potrebbe proseguire fino al rifugio Gingerino, ma date le condizioni atmosferiche e la scarsa visuale penso proprio che torneremo indietro e non ci arrischiamo di più. La zona è anche molto frequentata da chi fa sci alpinismo. Questo versante della catena oggi è anche più sicuro dell'altro perché il rischio valanghe oggi è veramente alto. Quindi stiamo cercando di mantenere le cose più sotto controllo possibile e adesso penso proprio che torneremo giù e farci un bel pranzo al rifugio. Però per salire fino a qui ci abbiamo messo la bellezza di
1 ora e 40 più o meno con la neve, quindi è stata una bella sgroppata. Fino a qua sono 5,5 km e ora che torniamo, dai, viene fuori anche una bella escursione anche per oggi. Quindi da Malga Campodavanti ripercorriamo la stessa strada a ritroso. In breve tempo siamo tornati alla Bocchetta Gabellele e adesso ci consultiamo per vedere se torniamo dalla stessa strada oppure cambiamo itinerario. Il sentiero ci sarebbe, però non è battuto e con questa scarsa visibilità non ci fidiamo di aprirlo noi, quindi rimaniamo nei nostri piani e torniamo per la strada con cui siamo saliti in precedenza. Prima non ve l'ho detto, ma per salire fino a qua ci sono anche dei tagli nel bosco. Noi abbiamo deciso di farli al ritorno. Comunque nel bosco c'è un po' più di visibilità, ci sentiamo anche più sicuri e quindi cerchiamo di accorciare un po' facendo questi tagli che comunque sono anche soddisfacenti da camminare. Lei, dottore, che dice? Dico che è molto bello, col brutto tempo non trovi le orde di gente, ma trovi solo le orde di orsi. Di cui 2 sono qui presenti. Di cui 2 presenti. Ed eccoci di ritorno al rifugio Bertagnoli per un percorso che io trovo che in inverno sia gradevole, sia gustoso, sia anche, se vogliamo, intelligente da fare, e mi è piaciuto, devo dire la verità. Adesso vi dico il chilometraggio, un attimo che guardo nell'orologio. I chilometri sono 10 e quindi dai, devo dire che è una sgambata onesta. Noi adesso ci mangiamo qualcosa qui in rifugio, vi faccio vedere qualcosa nel mentre dei piatti che arriveranno, insomma, prima di salutarvi. Dottor De Pretto, faccia un brindisi con lo sprizzettino, mentre siamo qui ai nostri 10 km innevati in attesa del tavolo dei piattoni del Bertagnoli. Mangiato si è mangiato, bevuto si è bevuto, ormai è la frase classica dopo ogni ristoro in un rifugio. E niente, fatemi sapere sotto nei commenti se anche questo video vi è piaciuto. Inoltre iscrivetevi al canale, tutte le cose belle, le solite cose social che sappiamo bene tutti quanti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!